In barba alle norme anti-Covid, da giorni dopo la morte del loro capofamiglia Muharrem Salkanovic hanno stazionato davanti all'obitorio di Montebelluna in attesa di poter vedere e dare l'ultimo saluto all'uomo mancato per Covid la notte di Capodanno. Almeno un centinaio i rom che si sono alternati nel parcheggio in attesa che la famiglia, i 12 figli dell'uomo, potesse vedere il corpo. Ieri è stato celebrato il rito funebre in cimitero secondo l'usanza rom ed anche in quell'occasione le forze dell'ordine hanno dovuto effettuare un presidio proprio per garantire il rispetto delle norme anti-Covid. I carabinieri, che hanno eseguito i controlli con il supporto del 4° battaglione veneto dell'Arma, hanno sanzionato 40 cittadini rom per assembramento e spostamento ingiustificato. Per tutti la sanzione è stata di 400 euro. In quell'occasione i militari hanno anche arrestato un 27enne, Jackson Husovic, latitante dal 2012. Il giovane deve scontare 11 mesi e 6 giorni per un cumulo di pene per furti e ricettazione commessi a Genova e Bologna tra il 2008 e il 2010. Il 27enne è stato riconosciuto tra la folla. Dopo l'arresto è stato trasferito in carcere a Treviso.